Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo da un trevigiano che nell'occhio del ciclone, un trevigiano importante, il ministro della giustizia, che Repubblica ribattezza così il ministro di Astio e Giustizia, non di Grazia e Giustizia, che fa tornare l'Italia ai tempi di Tangentopoli. Carlo Nordio sotto accusa da parte del centro-sinistra per quanto ha detto sulle intercettazioni. Si parla di bavagli alla stampa, quando Nordio ha detto che le intercettazioni proseguiranno sul fronte della mafia, del terrorismo e della corruzione e che bisogna evitarne l'abuso, le manipolazioni, dichiarazioni di persone che non hanno detto nulla che sia penalmente rilevante e che invece vengono coinvolte nelle inchieste, spesso a loro insaputa, a loro malgrado, e a cui viene rovinata la reputazione. Poi Nordio sotto attacco anche per quanto ha detto sulla antimafia, sui PM, da cui il Parlamento non si deve fare condizionare. Ma andiamo avanti con la cronaca, tante notizie oggi a Focus TG e ci colleghiamo subito con Filippo Fois da San Donà di Piave. Un fatto grave, un pitbull sfuggito al padrone che ha aggredito una mamma e il suo bambino di 2 anni, procurando loro delle ferite piuttosto gravi. A te la linea, Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Esattamente, ci troviamo a San Donà di Piave, più o meno nell'area in cui è avvenuta l'aggressione da parte del pitbull. Accanto a me c'è Riccardo Vizzi, consulente legale dello Studio 3A, che sta seguendo il caso. Che cosa è successo? Com'è possibile che un pitbull abbia, tra l'altro, aggredito un bambino che rinbraccia la mamma? Buongiorno a tutti. Guardi, prima di dire cosa è successo parto sempre dal presupposto che purtroppo non esistono cattivi cani, ma cattivi padroni. Quello che è successo è abbastanza semplice: un cane sovreccitato alla vista di un gatto scappa dalla presa del guinzaglio del padrone distratto e nella corsa, non trovando più l'animale, restando in sovreccitazione, ha purtroppo assalito il primo elemento in movimento, ovvero una mamma con il piccolo in braccio. Piccolo che ha circa 3 anni, quasi 3 anni mi pare. Sì, il piccolo ha 2 anni precisamente. E la mamma, ovviamente presa dal panico del momento, ha potuto solamente restare ferma, nel mentre è accorso il papà, che è riuscito a prendere il cane per il collo assieme poi al padrone dell'animale che lo stava rincorrendo, e sono riusciti poi a divincolare e a salvare il salvabile. Ovviamente purtroppo il cane aveva assalito il bimbo alla gambetta e ha creato lesioni profonde con punti di sutura e varie abrasioni. Tra l'altro il cane, stiamo parlando di un cane di 40 kg, per cui è abbastanza robusto, difficile da controllare se non è, diciamo, se non è tranquillo. Che cosa rischia a questo punto il padrone? È stata presentata immediatamente una denuncia, ovviamente per quello che è accaduto, come prassi vuole, una denuncia per lesioni colpose. Adesso le autorità faranno le loro indagini e poi ovviamente il cane verrà monitorato anche dall'ASL, essendosi verificata una situazione, ahimè, grave, che ha comportato una lesione, e da lì l'ASL giudicherà se il cane è equilibrato. Sicuramente richiederà un corso di adattamento dell'animale, cosa che comunque sempre si dovrebbe fare con qualsiasi tipo di cane dopo, perché un errore grandissimo lo facciamo noi umani, che cerchiamo sempre di personificare le attitudini di un animale, non pensando però che il cane vive sempre con dei suoi istinti. Se il cane non aveva la museruola, è obbligatoria? Non glielo chiedo io proprio da persona che non ha animali domestici, per cui non le sa queste cose. Allora, la museruola è obbligatoria in certi contesti, quindi in momenti di sovraffollamento di persone o ad esempio nei mezzi di trasporto pubblico, ed è obbligatoria anche per animali di piccola taglia, non solamente per cani molossi come è questo il caso. Un buon padrone dovrebbe sempre portarla con lui, a prescindere poi da quanto il cane sia di indole tranquilla o sovreccitabile o pericoloso. È proprio la normativa che lo prevede e lì purtroppo siamo noi padroni che non sempre conosciamo queste normative. Così come io spero fortemente, cosa che almeno a voce alle autorità è stata detta, che i proprietari dell'animale abbiano una polizza a tutela di queste circostanze, anche perché sennò purtroppo poi ne deve rispondere in prima persona proprio il padrone dell'animale. Perché a questo punto cosa rischia una multa? Prima le avevo chiesto appunto che cosa rischiava il proprietario del cane. Sì, con il procedimento penale si apre comunque
una contestazione davanti allo Stato, quindi c'è un procedimento penale in corso per lesioni. Ovviamente poi ci sarà una sanzione per quanto concerne il comportamento, diciamo, imprudente del proprietario, oltre poi a dover risarcire i danni che il piccolo e la mamma hanno subito. Questa è la richiesta vostra, poi vediamo come andrà in tribunale naturalmente, perché ancora bisogna andare a processo, ecco, per così dire. Beh, noi cerchiamo sempre di evitare le cause, anche perché molte volte riempono le tasche solamente degli avvocati, e questa è una situazione che in fase stragiudiziale tranquillamente si può andare a definire. Qualora ci fosse un'assicurazione, ci auguriamo che la compagnia assicurativa sia ovviamente disponibile nel definire nel minor tempo possibile questa circostanza. Poi, se non ci fosse un'assicurazione, prenderemo contatti direttamente con i proprietari dell'animale, sperando ovviamente di evitare una causa, perché, ripeto, fa portare via solamente tempo e denaro molte volte inutile. Grazie a Riccardo Vizzi, consulente legale dello Studio 3A. Direttore, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Grazie Filippo, grazie molte. Ancora, ecco, non c'è una denuncia, volevo sapere... No, la denuncia c'è. Sì, è stata immediatamente depositata presso i carabinieri di San Donà di Piave dai genitori, ma è comunque un atto dovuto atteso quello che è successo, purtroppo. Certo. Adesso vedremo la controparte, insomma, se si riesce ad arrivare a un accordo extragiudiziale, se non si dice che... Esatto. Ecco, il titolo era quindi corretto. Madre e figlio azzannati da Pitbull, denunciati i padroni. Grazie Filippo Fois e al suo ospite. Andiamo avanti con la cronaca. Polemiche dopo i funerali di Giulia Ramelli. Vedete l'addio a Giulia, il fidanzato. C'è chi ha offeso la nostra famiglia ed è presente qui al funerale. Così ha detto al Gazzettino. L'ultimo saluto in gondola. Vediamo le parole del patriarca Moraglia durante i funerali. Vediamo. Pellegrinaggio mariano del 2023 per le vocazioni, guidato questa mattina dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, con partenza dalla chiesa delle Suore Bianche di Clausura, recita del rosario lungo la strada e arrivo nella chiesa di Sant'Antonio del Lido di Venezia per la Santa Messa. Il vescovo Francesco ha rivolto un suo personale pensiero a Giulia Ramelli, la 34enne maestra di sci veneziana, tragicamente scomparsa. Non è ancora stata fissata intanto la data dei funerali ed è stata aperta, atto dovuto della procura, un'inchiesta. Quindi una preghiera particolarmente per Giulia, per i suoi familiari, per le persone che li hanno voluti. Questa forza, questa energia che è espressione di umanità deve anche misurarsi sempre, come nel caso della carissima Giulia, anche in modo drammatico, con una rottura, ecco, di questa energia, di questa forza. Possiamo dire che in questi casi in cui chi ha fatto dell'energia fisica un qualcosa di eccelso, di eccellente nella sua vita, ecco, ci ricordiamo proprio che la vita è un dono e che è un dono che bisogna vivere bene, con umiltà. Di nuovo eccoci qui per un altro collegamento. Ci sono due scuole che sono state chiuse ad Oderzo per rischio sismico. Sentiamo tutto da Christian Arboit con il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo qui in Piazzale Europa davanti alle scuole Amalteo di Oderzo. Qui con me, lo dicevi bene, il sindaco Scardellato, perché la situazione è grave eppure seria, mi verrebbe da dire, sindaco Scardellato. Lei ieri ha preso una decisione che probabilmente non avrebbe mai voluto prendere, quella di chiudere questo plesso scolastico dove non solo ci sono le scuole medie ma anche alcune classi del liceo Scarpa, sede distaccata di Motta di Livenza, centinaia di ragazzi che resteranno per alcuni giorni a casa in DED e poi verranno trasferiti. No, non è proprio così. Ci sono delle differenze. Ecco, allora facciamo un passo indietro. Perché questa decisione, sindaco?
Allora, la decisione è stata davvero sofferta e se da un lato ho detto che comprendo il disagio dei genitori, probabilmente non riesco a comprenderlo del tutto perché non posso conoscere tutte le situazioni e tutte le difficoltà di ciascuna famiglia. Del resto credo che sia difficile per i genitori capire la difficoltà che ho passato io nel prendere questa decisione, perché la questione è molto lunga da spiegare. Lunedì farò anche un incontro con i rappresentanti di classe e con il consiglio di istituto per spiegarla bene, perché allora il problema parte da lontano. Quasi tutte le scuole d'Italia non sono a norma antisismica perché le leggi della sismica sono state fatte quando le scuole erano già realizzate e quindi c'è l'obbligo di fare questi studi di vulnerabilità e poi di intervenire. Non c'è l'obbligo di intervenire immediatamente, ma di programmare un intervento, e noi questi interventi li avevamo programmati, tant'è vero che nel maggio 2021 eravamo già arrivati con l'impresa a iniziare i lavori, ma nel frattempo era successo, avevano cominciato ad alzarsi i prezzi e l'impresa giustamente da parte sua non ha firmato il contratto perché i prezzi erano saliti e quindi non ci stava più dentro. In quel momento non era ancora possibile rifinanziare l'opera perché i decreti aiuti bis sono stati emanati subito dopo, il secondo semestre del 2021, e comunque riguardavano opere già contabilizzate, già realizzate e contabilizzate, quindi non era possibile rifinanziare e quindi ci siamo dovuti praticamente fermare. Abbiamo continuato con la programmazione partecipando al bando PNRR, quello che prevedeva demolizione e ricostruzione. Lì il prezzo era arrivato a 11 milioni per demolire e ricostruire tutto. In quel bando lì siamo arrivati dodicesimi, ma hanno finanziato fino al 10°, quindi non eravamo ancora finanziati. E a quel punto non sapevamo più come pensare a una nuova programmazione, ma avevamo ancora in vista, perché eravamo a fine anno, ma c'era ancora in vista la possibilità di partecipare ai bandi regionali per l'edilizia scolastica che escono ogni anno, e quindi abbiamo messo nel piano opere l'opera, non quella di demolizione e ricostruzione, ma quella di messa a norma antisismica, l'abbiamo messa nel piano opere pubbliche, pensando appunto l'abbiamo rimessa con l'aggiornamento dei prezzi. Prima partivamo da 3 milioni e 7, eravamo arrivati a 6 milioni e 4 adesso, solo per la messa a norma antisismica e per l'efficientamento energetico. L'abbiamo riserita nel piano e abbiamo detto parteciperemo al bando regionale, ma poi ci siamo informati in regione ci dicono che non avrebbero più fatto un bando ex novo, ma avrebbero scorso le graduatorie del bando dell'anno precedente. Per fortuna adesso tra l'altro è successa un'altra cosa, che hanno rifinanziato, e quindi, ma adesso questo settimana scorsa, e quindi ci sarà comunque anche il bando per le nuove richieste, che però andranno in coda rispetto a quelli che sono in graduatoria per l'anno precedente. Quindi comunque parteciperemo anche a quello, perché la ricerca di finanziamenti va avanti. Una vera e propria giungla, insomma. Ma comunque questo per dire che la programmazione e il tentativo di risolvere il problema c'è sempre stato, solo che nel momento in cui la prima operazione non si è conclusa, al bando PNR eravamo 12esimi, non siamo stati finanziati, il bando regionale sembrava che scorresse le graduatorie e non potessimo partecipare, io ho detto però adesso devo capire, non ho in mente come poter risolvere la questione, soldi nostri, in quel momento pensare di fare un mutuo non ci pensavo minimamente, perché sappiamo che tragedia è sul bilancio della spesa corrente, e quindi ho detto però prima devo capire la situazione per bene, e quindi a Natale ho chiesto di fare delle indagini sui materiali della scuola diffuse dappertutto, perché prima erano state fatte magari a campione e quindi ho chiesto di fare le indagini dappertutto. E l'esito di queste indagini ha dato dei risultati preoccupanti, perché la resistenza del calcestruzzo è molto bassa dappertutto, in modo differenziato, alcune carote di più, alcune di meno, ma la carenza grave è riscontrata dappertutto. Quindi, sindaco, mi scusi, nel caso di terremoto, di sisma, il rischio crollo è alto. Questo è. Veramente la scuola l'ha già superato un terremoto, quindi la decisione è stata particolarmente difficile, perché c'è già stato un terremoto e non è andata giù. Le segni di lesioni non ce n'è, abbiamo fatto anche le prove di carico, e con le prove di carico addirittura con 400 kg a metro quadro nessun problema, quindi io sono convinta che non vada giù la scuola.
però avendo una perizia, delle prove di resistenza che ti dicono che dappertutto il cemento ha una resistenza molto più bassa rispetto a quello che dovrebbe, ma tanto più bassa rispetto a quello che dovrebbe, io non me la sono sentita di far rischiare i ragazzi, perché la decisione, ho passato notti insonni, ma un minimo rischio non lo voglio far correre i ragazzi, perché anche il Ponte Morandi era lì da tanto tempo, però è andato giù. Io sono convinta che non andrà giù questa scuola, però di convinzioni così non si può cioè nella mia posizione non posso prendere una decisione di questo genere, la potrei prendere per me ma non la posso prendere per gli altri. Anche perché mi pare di capire questa relazione tecnica lascia poco spazio, diciamo così, alla discrezionalità. Dice che la resistenza del calcestruzzo è bassa dappertutto. E quindi ci sono centinaia di ragazzi tra scuole medie e istituto superiore che adesso dovranno... Ecco, allora adesso io lunedì farò anche un incontro con i rappresentanti dei genitori e con il consiglio di istituto delle scuole medie per spiegare un po' tutto quello che ho spiegato adesso, ma poi anche come organizzeremo la logistica per il prossimo periodo. Allora, nell'immediato chiudiamo la scuola, ho chiuso la scuola per oggi, lunedì, martedì e mercoledì. Da giovedì, intanto organizziamo tutti i traslochi, da giovedì 10 classi delle medie andranno alla scuola elementare di Piavon e 15 andranno al patronato Turroni, che Monsignore ci affitterà i locali. Mentre i bambini delle elementari andranno, abbiamo trovato spazio, alla scuola dall'Ongaro, quindi i bambini di Piavon andranno alla scuola dall'Ongaro, che sono elementari, mentre le medie si divideranno nelle due sedi, Piavon e Turroni. Questo per 2 mesi, perché nel frattempo ordineremo dei prefabbricati e i prefabbricati dovrebbero arrivare ai primi di aprile. I prefabbricati li metteremo vicino al patronato nel parcheggio dietro il Palazzo Foscolo, in modo che i professori che vanno in 2 sedi possano passare da una sede all'altra in modo rapido, e quindi praticamente tutti i ragazzi delle medie si riuniranno nella zona patronato, metà da Monsignore nel Turrone e l'altra metà nei prefabbricati. È un mosaico molto complesso, tra l'altro posso dire ai telespettatori che la provincia, abbiamo sentito poco fa anche il presidente Stefano Marcon. Se posso aggiungere un attimo, poi appunto se della provincia ha già parlato il presidente, benissimo, e volevo aggiungere una cosa che abbiamo organizzato, importante per i genitori, anche il servizio dei pulmini per i ragazzi che per esempio venivano a piedi qua, che adesso dovranno andare a Piavon, quindi ci sarà qui una navetta che li porterà a Piavon, quindi abbiamo organizzato il servizio di pulmini, cioè quelli che già prendevano il pullman continueranno a prenderlo come prima e verranno portati alla diversa destinazione. Quelli che invece venivano a piedi o qua o andavano a piedi a Piavon avranno una navetta che porterà i bambini di Piavon alla dall'Ongaro, oppure i ragazzi delle medie da qua a Piavon. Quindi abbiamo organizzato anche i trasporti per rendere il disagio un po' meno forte. Quindi questa è una soluzione, mi pare di capire, nel medio-lungo periodo, fin tanto che non ci saranno dei lavori veri e propri. Sì, no, partiranno immediatamente, perché devono partire immediatamente, perché oltretutto i prefabbricati costa l'ira di Dio l'affitto. Allora, qual è la soluzione? Immediatamente partiremo. Intanto parteciperemo a quel bando, quello di cui parlavo prima, quello regionale, che scade a fine mese, e quello l'avremmo fatto comunque. Ma qua adesso cosa dovremmo fare per accelerare al massimo? Apriremo un mutuo flessibile, tale per cui possiamo ridurre il mutuo man mano che reperiamo risorse, e quindi dovremo partire immediatamente, però quindi il mutuo lo faccio per partire immediatamente con i lavori, e poi man mano che reperisco risorse con l'avanzo, con i bandi, posso ridurre l'entità del mutuo e quindi farlo pesare meno nel bilancio della spesa corrente degli anni a venire. E questo è un momento già di per sé difficile, ne abbiamo parlato più volte con la stessa sindaca Scardellato. Grazie davvero sindaco, se non ci sono domande direttore ti restituisco la linea con Mattia Pizzaia da Oderzo. Grazie molte Cristian, certamente ci saranno giorni, settimane di grande disagio, priorità la sicurezza, certo che è una vicenda allarmante, perché se ci dovesse essere un effetto domino, sappiamo che molte strutture sono a rischio in Veneto, e non soltanto in Veneto, ci potrebbe essere proprio un peregrinare di studenti, famiglie, insegnanti da una struttura all'altra. Passiamo e torniamo alla cronaca nera con l'autopsia sul cadavere di Mattia Caruso, che era stato ucciso dalla fidanzata Valentina. L'autopsia ha stabilito che
è morto Caruso per una coltellata sferrata violentemente al cuore. Vediamo. Emergono particolari sull'autopsia eseguita sul corpo di Mattia Caruso, il trentenne colpito a morte dalla fidanzata Valentina Boscaro il 25 settembre. Un rapporto con alti e bassi, quello tra i due, culminato nella tragedia avvenuta in auto mentre tornavano da una serata tra Montegrotto e Torreglia. La morte sarebbe arrivata per una coltellata al cuore, un colpo solo, netto, sferrato con forza, che ha attraversato il torace ed è arrivato dritto al cuore. Il giovane sarebbe poi spirato dopo qualche minuto per un'emorragia provocata dal colpo, con il coltello che si è infilato per circa 5 centimetri nel petto del trentenne. Il prossimo passaggio sarà la chiusura delle indagini da parte del pubblico ministero e quindi il processo probabilmente davanti alla Corte d'Assise. Valentina nel frattempo si trova sempre agli arresti domiciliari nella sua casa di Padova e il difensore Ferdinando Bonon sottolinea che la giovane non aveva intenzione di uccidere, al massimo di ferire il fidanzato, e che quindi si potrebbe trattare di omicidio preterintenzionale. Nelle prossime settimane, dunque, si chiuderà la fase delle indagini. E andrà a processo il 37enne che il 23 giugno del 2021 a Moriago della Battaglia uccise la barista Elisa Campeol sul Greto del Piave, una vicenda spaventosa, un efferato delitto che scosse tutta la Marca. 30 coltellate per massacrare Elisa e poi quell'orecchio tagliato e portato via come un feticcio. Una prima perizia ne ha attestato l'incapacità di intendere e volere, ma il GUP ha deciso che Fabrizio Biscaro deve andare a processo. Prima udienza il 3 aprile in Corte d'Assise, rinvio a giudizio come chiesto dal legale della famiglia della barista uccisa, sostenendo che al momento dei fatti, dall'acquisto del coltello al momento in cui si costituì ai carabinieri, il 37enne fosse perfettamente lucido. Era il 23 giugno 2021 quando la 35enne Elisa Campeol di Pieve di Soligo decise di trascorrere la mattinata nell'oasi naturale dell'Isola dei Morti sul Greto del Piave a Moriago della Battaglia per prendere un po' di sole. Ma all'improvviso, dalla stradina di accesso al Greto, dietro al suo lettino, arrivò Biscaro che con un coltello comperato in un supermercato della zona la sera precedente il delitto infierì barbaramente sulla barista. Si scoprì poi che era stato in cura presso il centro di salute mentale di Conegliano, ma che si era volontariamente sottratto a una cura a base di medicinali per curare il disturbo di personalità medio-grave di cui era affetto. L'orrore scosse tutta la Marca. Ora inizia un nuovo fronte giudiziario. La difesa potrà chiedere un'altra perizia per ribadire l'incapacità di intendere e volere e puntare alla non punibilità dell'uomo, attualmente rinchiuso nel REMS, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Servizio di Nicola Zanetti, c'è stato un sequestro di persona a Treviso e l'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di tre persone. Vediamo. Avevano bisogno di ottenere il permesso di soggiorno e la cittadinanza italiana per uno di loro. 3 kosovari si sono rivolti ad un loro connazionale che si sarebbe reso disponibile ad aiutarli presentandogli una persona. Per questo piacere avrebbero sborsato circa 8.000 euro consegnati direttamente a questa terza complice. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto e i soldi sono spariti assieme a quest'ultima. A rimetterci però è stato proprio il quarantenne responsabile di non aver mantenuto la promessa data. Così i 3 stranieri hanno deciso di fargliela pagare, hanno iniziato a perseguitarlo, lo hanno chiamato più volte e lo hanno minacciato. L'uomo ad un certo punto ha ceduto ed ha accettato di incontrarli. Ieri sera si sono dati appuntamento a Olmia di San Biagio davanti ad un locale. Rivogliono i soldi, lo aggrediscono, lo tengono fermo, scatta il sequestro. L'uomo terrorizzato chiede aiuto, offre ai 3 connazionali la sua macchina come risarcimento, ma loro non ci stanno. Sono momenti concitati, i 3 salgono nell'auto della vittima e si dirigono verso la casa del quarantenne. Dietro li segue un complice con la macchina dei sequestratori. I carabinieri intanto sono già sulle loro tracce. Le 2 vetture vengono intercettate dai militari dell'Arma. In pochi istanti riescono a bloccarlo lungo la strada senza creare nessun problema ad altri automobilisti ignari di quanto sta accadendo. Scatta l'arresto. In 3 finiscono in manette per sequestro di persona a scopo di estorsione. Un'operazione dei militari dell'Arma che ha scongiurato che potesse finire in maniera ben più grave. Ora, visto il reato, sarà la direzione distrettuale antimafia a procedere. Una vicenda comunque che ha ancora molti contorni da chiarire. Le indagini dei carabinieri sono tutt'altro che concluse.
Servizio di Daniela Sizzia, intanto prosegue l'inchiesta, riprende l'inchiesta su una bomber, il dinamitardo terrorista, potremmo definirlo, che ha insanguinato il Veneto e il Friuli Venezia Giulia tra il 1994 e il 2006. In base al ritrovamento di alcuni reperti è stata riaperta questa indagine, ci sono 11 indagati, tra questi c'è di nuovo Elvo Zornita per un atto dovuto. Elvo Zornita era stato considerato poi estraneo alla vicenda grazie alla difesa dell'avvocato Maurizio Panes. C'è un 11° indagato in più di cui si sapeva ancora nulla. 3 veneti sono comunque tra gli indagati e appunto tra loro, dice il Corriere del Veneto, anche il nome nuovo. Purtroppo prosegue la serie degli incidenti sul lavoro, sta ancora lottando tra la vita e la morte un operaio che è caduto da un tetto di un capannone di Roncade, ma intanto si è svolta l'autopsia sul corpo del 31enne moldavo che ha perso la vita alla cava Mosole, sepolto da un cumulo di ghiaia. Molti traumi riscontrati sul corpo di Andrei, il giovane 31enne morto lo scorso lunedì nella cava Mosole a Spresiano. Un incidente sul quale deve essere fatta ancora piena luce. Nessun testimone era presente al momento della tragedia. L'autopsia, eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, ha rilevato diverse lesioni causate dalla caduta della ghiaia sul corpo che avrebbero portato alla morte l'operaio. Il decesso potrebbe essere avvenuto per uno schiacciamento toracico, ma anche per soffocamento. Bisognerà attendere la ricostruzione di quanto accaduto e il risultato di tutti gli esami autoptici. Sul fronte della dinamica sono in corso le indagini dei carabinieri. Il cantiere intanto rimane sotto sequestro. Presto potrebbe essere effettuato un accertamento tecnico per ricostruire quel drammatico incidente. Intanto sembra affievolirsi l'ipotesi che l'uomo sia rimasto agganciato in qualche maniera al nastro trasportatore macchinario vicino al quale è stato trovato in seguito il corpo senza vita del 31enne. Andrei potrebbe essere finito sopra un cumulo di ghiaia ed essere stato risucchiato senza poter più uscire. A trovare il corpo i colleghi che avevano notato l'assenza del 31enne al termine del lavoro. Fra le domande che forse rimarranno senza risposta è perché Andrei si trovasse in quel punto. Lì, ci ha spiegato l'avvocato della famiglia Mosole, Piero Barolo, non doveva stare. Intanto nel registro degli indagati sono stati iscritti 5 componenti della famiglia Mosole, un atto dovuto, come hanno spiegato gli inquirenti. Funerali di Maria Rosa Tassitani, la mamma di Iole, ricorderete una professionista che fu brutalmente uccisa nel 2007 da un falegname. La città alle esequie si è ovviamente stretta attorno alla famiglia. Una delle prime cose che mi hanno detto Luisa, Rosa Maria, presentandomi la mamma, sia stata, e cito le parole testuali di Luisa, proprio questa qui. Mi hanno detto: ciò che mi dà forza è pensare che lei ora torna ad abbracciare la sua amata Iole. Una celebrazione semplice, piena di amici e conoscenti, ma anche cittadini vicini al dolore che ancora una volta colpisce la famiglia di Marisa Rossi Tassitani, già devastata per la drammatica vicenda di Iole, rapita e poi brutalmente assassinata nel 2007 dal falegname di Bassano del Grappa Michele Fusaro. Una vicenda che aveva scosso l'intera comunità di Castelfranco e che oggi si è stretta intorno ai familiari vistosamente provati da questa nuova perdita. Marisa, una donna forte fino all'ultimo respiro. Una donna coraggiosa, un vero pilastro per il marito Luigi, sia nel lavoro che nella vita, per tutta la famiglia, anche nei momenti più bui, nei momenti più duri, in questi ultimi 15 anni. Una donna riservata, dai modi gentili e garbati, mai sopra le righe, molto conosciuta a Castelfranco perché attiva nello studio notarile del marito Luigi, con cui era sposata da 58 anni. Nell'ultimo periodo era stata più volte ricoverata all'ospedale di Castelfranco ed era stata dimessa da poco. È spirata a 79 anni, immersa nell'abbraccio affettuoso dei suoi cari, che l'hanno accompagnata tutti insieme nel suo ultimo viaggio, stretti nel commovente abbraccio di una intera città che non li ha mai lasciati. Servizio di Fabio Mason, vediamo un titolo da un giornale. Questo è il TGR
del Veneto, è uscito qualche mese fa, uccise Jole Tassitani e resta in carcere Michele Fusaro. La Cassazione respinse, eravamo nell'ottobre del 22, la richiesta presentata dall'uomo che rapì e assassinò la donna, figlia di un noto professionista, e ci manca solo, vorrei aggiungere, che quest'uomo che fece a pezzi una donna che peraltro con cui aveva anche un legame, una relazione, ci mancherebbe solo che fosse rimesso in libertà. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, padovano, è stato in Veneto e ha parlato, tra le altre cose, dello sciopero dei benzinai che è stato confermato per il 25-26 gennaio prossimi, e anche di molto altro, dell'autonomia, dell'Intel. Vediamo cosa ci ha detto. Mi auguro che le associazioni dei benzinai comprendano l'esigenza del Paese e dei loro utenti e quindi rivedano questa decisione, come peraltro ha già fatto qualche associazione. Spera ancora in una retromarcia dei benzinai il ministro all'impresa e al Made in Italy Adolfo Urso, in queste ore impegnato in una serie di eventi in Veneto. Insomma, per Urso lo sciopero degli impianti proclamato per il 25 e 26 gennaio può essere scongiurato all'insegna della trasparenza. Urso che ha ribadito l'unione di intenti dell'esecutivo, una coesione che non si è mai vista negli ultimi anni, ha detto la volontà precisa è quella di tutelare le filiere. Nella manovra finanziaria abbiamo inserito un fondo per la filiera industriale del Made in Italy e nel contempo un collegato, una legge collegata alla finanziaria che stiamo realizzando in questi giorni, confrontandoci con le associazioni di impresa, tesa a valorizzare, tutelare e promuovere meglio l'intero Made in Italy. E a proposito di filiere, Urso annuncia la linea dura del governo nei confronti dell'Europa sull'etichetta nuoce gravemente alla salute, che potrebbe essere applicata sulle bottiglie di vino. Noi ci opponeremo in sede europea, così come abbiamo fatto con il Nutri-Score, e l'abbiamo vinta. Ci opporremo anche a questa misura che è del tutto illogica, perché tende a punire quello che tutti i consumatori nel mondo riconoscono essere il prodotto di eccellenza, appunto il prodotto del Made in Italy. Rassicurazioni precise arrivano anche sulla partita Intel, la multinazionale americana intenzionata a investire in Italia. Tra le location, Vigasio nel Veronese, 1500 i posti di lavoro diretti in ballo. Il governo ed io stesso abbiamo un'interlocuzione continuativa sia con l'azienda, questa grande multinazionale, sia con la Commissione europea. Proprio stamattina ho sentito lo staff della Commissione che è dedicata a questo dossier, perché si tratta di un investimento autorizzato dalla Commissione europea e di natura europea in più nazioni europee, l'uno con l'altra legati. E quindi io credo che si possa andare avanti, si debba andare avanti con la determinazione che abbiamo. Avevamo iniziato questa edizione telegiornale parlando del ministro Nordio sotto attacco da parte delle opposizioni sulle intercettazioni, ma anche sulle parole che ha pronunciato sui PM e sull'antimafia sia al Senato che alla Camera. Vediamo il titolo del Fatto Quotidiano: torna il bavaglio, il governo rinuncia per ora a limitare le intercettazioni ma vuole punire i cronisti che le pubblicano. Cacciamo Nordio, 70.000 firme, è un'iniziativa del giornale di Marco Travaglio. Nordio ha detto in tutti i modi che non ci sarà nessun bavaglio, che non è un limite alla libertà di informazione, ma che ai giornali non devono arrivare quelle intercettazioni che non hanno nessuna rilevanza penale, mettendo quindi a rischio la reputazione, anzi rovinando spesso la reputazione di persone completamente estranee ai fatti. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con Focus TG, infuria la polemica sulla questione del vino, avete visto sui giornali, vediamo il titolo che avevamo preparato: Antonella Viola
che aveva detto che il vino e in genere l'alcol favorisce il cancro, reazioni dei medici, il vino favorisce il cancro, tesi esagerata, ma serve moderazione. Ovviamente in subbuglio anche il mondo dei viticoltori. Ci colleghiamo con Federico Fusetti, a Vo Euganeo. A te la linea, Federico. Grazie direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, questa polemica ovviamente insomma, sta montando in questi giorni, massimo rispetto ovviamente da parte dei produttori per le frasi della scienziata Antonella Viola, però insomma, qualche precisazione va fatta. Penso, siamo con Marco Calaone che è il presidente del consorzio dei vini DOC dei Colli Euganei. Che effetto vi ha fatto sentire queste frasi? Ma io penso che visto il lavoro e la specializzazione e la qualifica che ha la dottoressa Viola, lei ha perfettamente ragione a dire che un consumo eccessivo di alcol fa male, però dovremo andare a quantificare quanti grammi alcol vengono assunti in un bicchiere, in 2 bicchieri, perché possiamo trovare bicchieri che tengono anche mezza bottiglia di vino e quindi io andrei un po' con la precisione su queste cose qua, perché abbiamo bevande meno alcoliche che possono bere, che ne so, 1 litro, 2 litri di queste bevande e assumono la stessa quantità di alcol di un bicchiere di vino, quindi bisogna essere precisi per quella precisione che a noi dopo è chiesto in campo, in vigneto, in cantina, di dichiarare quello che effettivamente il consumatore trova nel bicchiere. Quindi la polemica ci sta, ma io la trovo anche un po' costruita, perché penso sempre che il nostro modello, la nostra società è basata su un modello economico importante e dietro a dichiarazioni fatte in un certo modo e fatte da certi paesi ci sta anche la lotta al vino, che sta diventando sempre più importante sia a livello europeo e mondiale, quindi industrie del bere sicuramente cercano di difendersi, mantenere le loro posizioni e se possono allargarle. E tra l'altro i vini non sono tutti uguali. I vini non sono tutti uguali, vabbè, però andiamo, che ne so, dai 10 gradi ai 14 gradi, che significa che su un bicchiere di vino l'85%, 90% è acqua, quindi dobbiamo imparare a fare bene le proporzioni. La scuola l'abbiamo fatta un po' tutte, le equivalenze facciamole e vediamo dopo il risultato finale. Quindi poi diciamo, il messaggio ai consumatori qual è? Ma il messaggio dei consumatori è chiaro ed è sempre lo stesso, di informarsi e chiedere in modo particolare ai produttori, se hanno la possibilità, di capire quale sia la storia del vino che mettono nel bicchiere. Dopo in etichetta ci sono già tantissime informazioni da cui possono dedurre cosa stanno bevendo, appunto, come grammi alcol e fare le loro valutazioni. Chiaro che noi siamo per il consumo consapevole del vino, fatto in un certo modo, perché non ci sono solo gli aspetti negativi dell'alcol in quanto potenziale cancerogeno, ma ci sono i consumi negativi dell'alcol fatto in un consumo, io lo chiamo infelice, senza assimilarlo a cibo, senza assimilarlo a un pasto serio, e quindi a volte ci sono più problemi per gli effetti dell'alcol fatti sul cervello, perché non viene pasteggiato, consumato col pasto, e quindi magari ci sono più danni sulle strade che al fegato. Direttore, quanti consigli, diciamo, di buon senso, mi sembra arrivino qui da voi? Ma sì, soprattutto credo che anche noi dobbiamo avere una certa responsabilità nel dare le notizie, perché a volte vengono gonfiate. La dichiarazione di Antonella Viola è la dichiarazione di una ricercatrice, di una scienziata, e va rispettata, certo. Però da qui a fasciarsi la testa e a pensare che l'alcol faccia male a prescindere è qualcosa di assolutamente non corrispondente alla realtà. E oltretutto tutti i titoloni sul cancro e il vino pregiudicano un settore della nostra economia che è davvero trainante. Per fortuna che ci sono le bollicine e c'è il vino italiano e veneto a far andare questa economia comunque avanti. Grazie Federico, grazie molte. Grazie a voi, grazie.
E al suo ospite, gli imprenditori nel frattempo sperano che ci sia nel 2023 una forte ripresa, ci sono i presupposti, però sentite cosa dice il presidente di Confindustria Leopoldo Destro, c'è l'incognita dell'inflazione. Vediamo. È l'inflazione che continua a crescere a Padova, città più cara del Veneto, a preoccupare gli industriali che chiedono al governo misure per sostenere le imprese come il taglio del cuneo fiscale. Questo sicuramente è un tema importante, è un tema che non va a toccare solo le aziende ma va a toccare le famiglie dei nostri dipendenti. Pertanto io penso che l'intervento fondamentale prossimo del governo dovrà essere quello del taglio del cuneo fiscale per permettere ai nostri dipendenti e alle famiglie di avere più capacità di spesa e quindi andare sicuramente a tagliare almeno di 5 punti percentuali il cuneo fiscale, dove 2/3 vanno sicuramente agli impiegati e 1/3 che sia all'azienda. Alleggerire la pressione fiscale per sostenere la ripresa che gli industriali auspicano per il secondo trimestre del 2023. Siamo a chiedere interventi futuri e prossimi importanti sul tema sicuramente del cuneo fiscale. Con un'inflazione che sta ancora galoppando penso sia importante andare a tagliare il cuneo fiscale maggiormente in termini percentuali e cercando di favorire il più ampio spettro possibile degli interessati, perché è importante andare incontro a quelle che sono le necessità e i bisogni delle famiglie. Un tema di credito d'imposta su Industry 4.0 ancora fondamentale. Se vogliamo far continuare e far andare avanti gli investimenti alle nostre aziende sarà fondamentale rivedere l'impostazione di questa manovra su Industry 4.0, coinvolgendo anche il mondo del digitale e ovviamente degli investimenti sulla sostenibilità, se vogliamo veramente fare la transizione ecologica. E poi c'è la mancanza di personale non solo qualificato, che mette in ginocchio tante imprese che non trovano operai, non trovano lavoratori. Questo dipende anche purtroppo dalla questione demografica, sempre meno nati nel nostro paese, e quindi la necessità di trovare comunque manodopera. Sentiamo su questo cosa dice il presidente di CGIA Mestre, Bottan. Spopolamento della città e meno nascite, un binomio, quello veneziano, che traccia un orizzonte sempre più preoccupante, ma soprattutto sempre meno affollato. Una vera e propria era, quella della crisi demografica, che racconta di un paese, quello italiano, a saldo naturale negativo da oltre 30 anni. Dal 1993, infatti, muoiono sistematicamente più persone di quante ne nascono. La crisi demografica è un problema che riguarda tutti i paesi occidentali, ma tutti i paesi sviluppati, diciamo, a livello mondiale, e noi purtroppo siamo dentro questa situazione. Una tendenza questa che però non frena l'economia, almeno quella del territorio veneto. L'economia veneta tuttavia è molto vivace, molto forte, soprattutto c'è l'export e il turismo che vanno fortissimi, per cui in qualche maniera abbiamo comunque, nonostante e anche a causa della crisi demografica, una difficoltà a trovare lavoro, cioè noi saremo disposti a assumere molte più persone di quelle che ci sono. Basta girare per le città, per le zone industriali, non c'è un negozio, un'attività in cui non ci sia scritto cercasi personale. E se date la mano, il Veneto è la quarta regione in Italia con numero di residenti stranieri, l'immigrazione al momento non sembra essere una risposta alla crisi demografica veneta. L'immigrazione purtroppo, così come bisogna dire è stata gestita in Italia, non è stata una risposta sufficiente. E osserviamo anche, fra l'altro, che il Veneto sta diventando purtroppo meno attrattivo per gli immigrati. Gli immigrati preferiscono spostarsi in Lombardia e in Emilia-Romagna, tanto per stare qui nel nord, che sembra offrano maggiore opportunità di inserimento. Continuano le inchieste in tutta Italia sulle false vaccinazioni per ottenere il Green Pass. Ci sono stati arresti, coinvolte anche 2 donne, una dello spettacolo e l'altra dello sport, Camila Giorgi, la tennista, e anche la cantante Madame. In Veneto sotto accusa 2 dottoresse di base che avrebbero fatto finta di inoculare il vaccino. Vediamo.
La matematica non è mai un'opinione, ne sanno qualcosa gli uomini della finanza che hanno effettuato, su richiesta della Procura, controlli a Bassano e a Romano Dezzolino negli studi gestiti da 2 mediche di base di 57 e 48 anni accusate di falso e truffa. Pare che le due siano responsabili di falsa inoculazione di vaccini anti-Covid ad almeno una ventina di persone per avere il rilascio del Green Pass in modo fraudolento. A proposito dei numeri, dalle verifiche delle fiamme gialle, infatti, le fiale di siero rilasciate alle 2 professioniste dall'ULSS non corrisponderebbero ai vaccinati nei 2 studi, un numero quest'ultimo nettamente superiore rispetto alla dotazione reale di vaccini. I fatti sarebbero riconducibili al periodo tra settembre e dicembre 2021, in piena pandemia. Gli inquirenti hanno sequestrato tutta la documentazione e i supporti informatici a disposizione delle 2 dottoresse e chiesto un riscontro all'ULSS del numero di sieri consegnati alle mediche per l'inoculazione. Non si esclude che verranno sentiti anche i pazienti coinvolti nella falsa vaccinazione che, se confermato il loro coinvolgimento, rischiano la denuncia. Andiamo di nuovo in pubblicità, ma state con noi perché torniamo subito. Eccoci di nuovo con Focus TG, in classe con la pistola, insegnante lo scopre, il preside sequestra l'arma e chiama i finanzieri. È successo a Bassano del Grappa, abbiamo in diretta Sharon Di Carlo. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui davanti a un liceo di Bassano per commentare un fatto di cronaca che vi abbiamo raccontato in questi giorni. Un ragazzo, infatti uno studente, è stato trovato con un'arma giocattolo all'interno dello zaino e ne parliamo insieme con un professore, il vicepreside del liceo Brocchi di Bassano. Buongiorno Riccardo Poletto. Buongiorno. Che cosa è successo? Allora, è stato un fatto che all'inizio ha destato grande allarme, perché è chiaro che non si riesce a distinguere un'arma a giocattolo quando è fatta esattamente come quella originale, soprattutto se manca il tappo rosso che per legge ci deve essere. Per cui da un allarme iniziale del timore che fosse un'arma vera, poi è rientrato e quindi la situazione non è stata secondo me pericolosa oggettivamente, però una riflessione me la pone come insegnante: perché un ragazzo porta a scuola un'arma a giocattolo che è evidentemente identica a un'arma vera? Io suppongo che la volontà da parte di chi l'ha portata fosse quella di simulare effettivamente di possedere un'arma. Allora il rapporto tra ragazzi e armi è una cosa davvero pericolosissima. Anche solo immaginare di voler apparire di fronte agli altri armati è una cosa che mi turba, che mi preoccupa molto. Per cui credo che una riflessione tutti quanti, la scuola dove è capitato, ma le scuole in generale, debbono farla per cogliere dall'attualità lo spunto di ragionare con i ragazzi, per cercare di fare il nostro compito educativo prendendo spunto anche da questi incidenti di percorso. E la riflessione che va fatta con i ragazzi è effettivamente a cosa servono le armi, che tipo di immagine da uno di sé se sente la necessità di girare armato o di simulare di essere armato. Ecco, cos'è la forza, cos'è il coraggio, cosa sono queste cose. Perché l'adolescenza è un momento molto particolare, fantastico, straordinario, ma anche di grande fragilità. E ora, quando nella vita viviamo momenti di fragilità, spesso l'illusione è di vincerli pensando di essere forti esternamente, pensando di farsi vedere forti, pensando magari che un surplus di aggressività possa compensare invece delle fragilità che sono più di identità, di percorso psicologico. Ecco, di questo credo con i ragazzi si deve parlare proprio oggi, prendendo lo spunto da quello che è capitato, senza lanciare allarmi eccessivi. Ecco, non siamo una frontiera di qualche stato americano in cui purtroppo i problemi di armi vere sono ordine del giorno, non dobbiamo mettere metal detector all'interno delle scuole o avere gli sceriffi, ci mancherebbe altro. Però una riflessione con i ragazzi credo che vada fatta per prendere spunto e cercare di farli ragionare. Una riflessione che devono fare anche i genitori, chiaramente, perché poi la vigilanza sui ragazzi è un compito educativo importante, ce l'ha la scuola finché sono a scuola, ma poi il compito educativo principale, prioritario, ce l'hanno i genitori a casa nelle famiglie. Ma
In una situazione del genere, un professore come si deve comportare per fare del bene al ragazzo? Ma credo che l'insegnante innanzitutto deve come dire, eliminare ogni fonte di pericolo, quindi prima di tutto la sicurezza. In questo caso il pericolo oggettivo non c'era. E poi deve, secondo me, cercare di traspungere tutto ciò che capita a scuola, sia gli eventi più positivi sia anche quelli invece connotati più negativamente, per fare educazione, per far pensare ai ragazzi, per renderli autonomi e renderli adulti che possono sentirsi sicuri nel mondo anche senza girare armati, anzi più sicuri se non girano armati e se le armi le lasciamo utilizzare alle forze dell'ordine che sono lì apposta per proteggerci. Quanto è cambiato il ruolo del professore oggi? Ma il professore cambia continuamente perché cambiano continuamente le generazioni. La nostra purtroppo da poco mancata preside Miola usava dire che ogni 5 anni cambia una generazione e quindi il cambio dei ragazzi è sempre più frenetico. Di conseguenza chi lavora con loro, insegnanti, educatori, devono continuamente cercare di rivedere metodi, a volte anche i contenuti e soprattutto il rapporto educativo con ragazzi che non sono quelli di 5 anni fa. Grazie al nostro ospite Riccardo Poletto. Se non ci sono altre domande vi restituisco la linea. Grazie Sharon, l'ex sindaco di Bassano del Grappa Poletto. Ci ricolleghiamo adesso con Oderzo, dove Christian Arboit credo sia in compagnia di studenti coinvolti nella vicenda della chiusura di 2 scuole a rischio sismico. A te Christian. Esatto direttore, buongiorno di nuovo a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Qui con me ci sono i ragazzi della quinta A del liceo Scarpa, il liceo Scarpa che ha sede a Motta di Livenza, ma qui ha una sede distaccata all'interno dei locali del plesso della scuola media statale Amalteo di Oderzo. Ho parlato diversi minuti con questi ragazzi che nel loro orizzonte hanno l'esame di maturità e quindi insomma sono un po' preoccupati, è così? Sì, ci siamo ritrovati un po' spaesati da un momento all'altro, dall'oggi al domani, e non sappiamo effettivamente cosa dobbiamo fare, se saremo in DAD, per quanto tempo, dove ci metteranno, e avendo l'esame di Stato tra meno di 5 mesi è una situazione un po' strana e quindi non sappiamo veramente come affrontarla. La famigerata DAD, questo è un incubo che torna per certi versi, possiamo definirlo così? Sì, assolutamente, è un incubo che purtroppo viene rivissuto. Dopo 2 anni tosti, belli tosti, dobbiamo ritrovarci di nuovo nella stessa situazione per una causa che a parere un po' nostro poteva essere evitata, perché dei controlli potevano essere fatti benissimo in un periodo più prolungato come ad esempio l'estate, in cui comunque c'erano 3 mesi disponibili e noi eravamo a casa e i lavori potevano essere benissimo fatti. Ecco perché c'è un mix di emozione tra questi ragazzi, preoccupazioni legittime per il loro futuro immediato, ma anche degli interrogativi, perché insomma eravate in una scuola che pare non essere sicura, insomma. Sì, la parte secondo me più problematica è il fatto che ci fossero un sacco di problemi anche spesso visibili nella quotidianità, insomma comunque si vivevano alcuni problemi, barriere architettoniche, quelle solite cose che affliggono un po' tutte le nostre scuole pubbliche purtroppo, e appunto siamo arrabbiati perché non è stato fatto nulla, non in tempo misurabile in mesi ma in anni, e adesso ci troviamo a prendere decisioni un pochino in stile emergenziale, quando in realtà era tutto un qualcosa di prevedibile, secondo me, molto prevedibile. Quindi non era nuovissima? No, assolutamente, ma basta semplicemente guardarla. Purtroppo non lo era, non lo è, insomma c'è ancora la struttura e non si sa effettivamente, vabbè, insomma siamo arrabbiati, ecco, siamo arrabbiati, un mix di emozioni probabilmente, sì. Tu prima mi dicevi fa male, c'è un mix di emozioni, come ha detto il mio compagno, rabbia, tristezza, delusione e anche rammarico, perché comunque dispiace perché era un istituto comunque buono e
dispiace non potersi più mettere in piedi dentro, e non solo noi, ma anche tutti gli altri, quelli che hanno anche appena iniziato le superiori, quindi dispiace veramente molto. Il vostro pensiero va anche a loro. Chiudo con questa ragazza, diciamo che voi siete preoccupati per il vostro futuro immediato, ma anche per quello dei vostri compagni magari più piccoli. Perché loro, appunto, quelli magari di prima e di seconda, sono appena entrati effettivamente nel mondo delle superiori, e trovarsi da un giorno all'altro in una situazione del genere diciamo che non è facile, soprattutto anche per in generale la loro carriera scolastica. Anche se sono in prima, comunque deve essere uno sviluppo che deve essere continuativo, e in questa situazione anche di DAD o comunque spostamenti tutto un po' strano, non si troveranno magari a loro agio e non riusciranno a apprendere o vivere effettivamente quello che è il mondo della scuola e del liceo. Comunque voi adesso chiedete, lo avete fatto anche poco fa, mi avete chiesto insomma che le istituzioni non si dimentichino di voi, e che insomma adesso davvero risolvano il problema il prima possibile. Questo è il tema. Sì, anche per questione trasporti speriamo che chi di competenza si adoperi, perché se dobbiamo andare a Motta o spostarci, insomma, speriamo che si risolva questa situazione. Ragazzi, davvero in bocca al lupo per il vostro futuro, ovviamente teneteci aggiornati su tutto. Direttore, se non hai domande particolari con Mattia Pizzaia, ti restituirei la linea. Grazie molte, grazie Cristian. Una situazione davvero preoccupante, potrebbe esserci un effetto domino anche su altre scuole. Speriamo di no, speriamo che le strutture siano in gran parte non a rischio. Quindi chiudiamo con questo servizio di Cristian Arboit da Oderzo. Vi ringraziamo molto, vi auguriamo un buon weekend, una buona domenica. Ci rivediamo con Focus TG lunedì alle 12. Grazie, arrivederci.